Il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, la valorizzazione della risorsa idrica e ancora la difesa del suolo. Sono proprio questi i focus trattati da Terre Evolute, il Festival della Bonifica giunto alla sua seconda edizione. L'evento, inserito all'interno del contesto della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, è stato un susseguirsi di spettacoli, concerti, visite guidate e tavole rotonde, che dal 16 al 19 maggio hanno animato Sandona di Piave. Io spero di riuscire a comunicare quello che è il valore intrinseco del patrimonio presente in questi territori, che non è solo materiale. Abbiamo parlato di idrovore, si parla di reti idrauliche, ma è anche immateriale. Cioè questo territorio è stato costruito nel corso dei secoli dalle persone, da molti uomini, da molte donne che hanno lavorato quotidianamente per renderlo fertile, per renderlo abitabile. Quindi anche da un mio punto di vista storico, quello che mi piacerebbe riuscire a comunicare è proprio il valore di questa identità. Sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo di una corretta gestione della risorsa idrica. Questo è il tema cruciale di Terre Evolute. Tra simposi, laboratori e progetti didattici si è parlato anche del territorio veneto, fragile per l'elevato rischio idraulico, ma anche estremamente attrattivo dal punto di vista turistico. Ecco, un territorio che va valorizzato ma protetto. Va valorizzato e protetto, perché nel momento in cui abbiamo una realtà economica importantissima come il Veneto e una fragilità altrettanto importante, ricordo sempre che in Veneto ci sono 400 idrovore che mantengono un terzo del territorio veneto asciutto, un terzo del territorio veneto è sotto il livello del mare, quindi è importante la tutela di questo territorio, la tutela di questo ambiente per creare quelle opportunità economiche e sociali importantissime. Fondamentale in quest'ottica il tema dei cambiamenti climatici, che meritano non solo una profonda riflessione, ma anche che il problema venga affrontato seriamente. In molti anni veramente vediamo la percezione ormai tangibile che il nostro clima non è più quello di una volta. È inevitabile che per adeguare tutte le nostre strutture a un cambiamento climatico sono necessari investimenti, tanta progettazione e anni di attività operatività. Quindi i consorzi sono in prima linea per iniziare a potenziare il territorio, a ritrasformarlo proprio in funzione di questi nuovi cambiamenti. Terre Evolute in sintesi è stato un mix di iniziative per scuotere le coscienze e portare alla luce anche le nuove forme di tutela del territorio.